La giornata di sole, va. Lasciamo perdere. Ci hanno preso in pieno le previsioni. Lasciamo perdere. La natura così non la vedi se non ci sei dentro. O sbaglio? No, non lo vedo. In fondo lì. Ah sì, ho visto adesso, Bianco e nero, giusto? Sì. Belli mini pony. No, non era proprio il basso della vita. Che belli. Piacciono, Babi? Con paura? Eh? Io un po' sì. Io queste non sono cattive. Non peschi queste mucche cattive. No, Enrico! e adesso la pulisco. Perché era il nome dell'asino? Sì. O Alfred l'asino parlante? Dai. Mai visto. Del sale. Qua. Porta a rifugio sec questo, sai. Secche grasso. Mi piace. E tutti sotto a scrivere, ma che bello, ma è bellissimo. Ci sono anche il Peppo Peppi. Poverino, che cosa carina. Ah, Barbara, com'è noioso, aver sempre ragione, eh? No. Secondo me sta per finire la nebbia qua. Eh? Sta per finire la nebbia per me. Certo. Mi è venuto fosco. Esagera. Eh? Eh? Cos'è che hai detto? Se te la mangi con la salsiccia, Ah, beh, non sì. è dietetica. Quello no. Ma se te la mangi con i funghi o con i carciofini. È vero. Guarda, ancora più caligo viene. No, sta venendo il sole, Barbara. Più caligo viene. Caliga in busata, guarda. Ah, sì. Fuori dalle nuvole. Cara mia Barbara. Ah, che c'è l'azzurro? Oh, fermi. Niente? Vai, Babi. È un attimo cambiato il clima qua. È un attimo cambiato il bel clima qua, Che prima? Il clima. No, penso che ci manca ancora un po' a me questa. No, no, vai tranquilla. Scusami? Se ci sono i cricettini. Sì, ma non quello, che non è una giornata da montagna questa? Sì. C'è ancora dell'idea? Sì. Bellissimo. No. Il mare di nebbia, Barbara. Guarda. Puoi camminarci sopra. Non credo. C'eravamo dentro fino a poco fa. Devo fare una foto. Sei al mare, Barbara, hai visto? Anche te sei al mare. Siamo al mare anche se non siamo a grado. Bello, eh?
Sì. Sì, ma ci sono anche delle bandierine, quindi... Avevi anche il coraggio di lamentarti. A chi? Te? Che clima. Credo che tu avessi ragione. Credo che sia quella lì. Infatti, giusto, giusto. Invece qua in giro sentirò che porta in cima. Allora, quella che croce sarà? Forse monterà. Quella lì è il Cornizzolo. Ma dove dobbiamo andare noi? Penso di sì, sì. Cornizzuolo. Sì, sì, è quello lì. Adesso là, in fondo, dove c'è la strada che arriva fino là, c'è un sentiero che parte su. Vedi i cartelli? Tanta salita! Vabbè, Ogni volta! un pezzettino. Dai che quando sei su risulti. Sì, come no. Vedi anche un bel panorama, tra l'altro. Ciao Mami! Ciao! Da che tra poco siamo arrivati. Sì, certo. Solita frase famosa. Oh, ci sono le nuvole, ma te sei sopra, Vavi. È che ci sono... Spera che sia questo, guarda, per te. Tranquilla, ci sono io. Almeno torno io. Beh, la croce è lì. Deduco che sia questo. Senza paura. Meno ripido del Monte Bracca qua. Vai! Ultimo tratto! E qua è, proprio qua. Vai, ma non ti ferma più niente. Vabbè. Un po' di salita bisogna farla. Morte. Faccia. Ti vedo un po' provata, Vavi. Bello.
Vado a vedere. Va bene. Vai Babi, scendi dal sentiero corretto. Non accopparti, Dai che è facilissimo. Allora, signorina Babi, cosa ne pensa di questa salita? Allora, quasi tutta la salita si può dire che è comunque facile, perché tra l'altro il tragitto è fatto sulla strada asfaltata, quindi si fa una passeggiata piacevole in mezzo alla natura e sopra abbiamo trovato anche il sole, perché come se vedete in giro giù c'è la nebbia in pianura. Esatto. L'ultimo pezzo che noi abbiamo scelto è stato un sentiero ripidissimo da spaccagambe, quindi non prendete il sentiero che abbiamo preso noi, cioè quello prima della curva del rifugio. Esatto, dove ci sono quelli che si lanciano col parapendio. Esatto, no, quello. Arrivate fino al rifugio che è sotto la vetta. Esatto. E da lì, ecco quello lì è il rifugio. Esatto. E da lì parte il sentiero semplicissimo, Che è questo. che è questo che siamo scesi noi. Perché noi scegliamo sempre le cose più difficili. No, poi più sbagliate, perché alla fine... Ecco, che tra l'altro poi è anche il sentiero giusto questo. Questo è il sentiero giusto, esatto. Ultimo consiglio: non buttate le immondizie per terra. Su abbiamo trovato un sacco di fazzolettini, di bucce d'arancia e di pacchettini di sigarette. Portate tutte le vostre immondizie a casa. Vi saluto e mandi! Io questo è il sentiero, guarda, te lo dice anche. Monte Cornizzola, 25 minuti. Monte Rai di qua. Monte Pesora, mi sa che è quello che abbiamo fatto prima. Abbiamo fatto tesoro. No, Pesora si chiama. È quello più basso dove abbiamo visto la croce prima. Faremo un'altra volta. Tanto è quella più facile, no? Visto il rifugio? Sì, è Piace? chiuso purtroppo. Vabbè. Com'è la chiesa? Andiamo a vedere la chiesetta lì? Sì, dai. Bella chiesetta, no? Cosa c'è dentro? Non è aperta. C'è l'altare, c'è la Madonnina, c'è il crocifisso, due crocifissi, ci sono delle sedie. Se ci si vuole sedere, può darsi che faccia il messa. Può essere. Le mucchine, le pecorine. Pecorelle, ho visto il maialotto, le galline, dopo cosa ho visto? Gli asinelli. Di tutto è vero. Ah sì, è vero anche quello. Ciao! Ah, guarda che siamo andati su, guarda, vabbè. Ah, sì, qua. Non andate su di qua vi spaccate le gambe, Esatto. faticosissima.